Ed eccoci qua, carissimi amici, piccolo raduno organizzato dal bravissimo Stefano Bertasson, detto il Lupo. Qua nel Veneto siamo giunti a Pedavena, vicino a Feltre, e vi faccio vedere i mezzi per essere un piccolo raduno che c'erano. Guardate qua, il lanciafiamme qua del collezionista Gazzola. Guardate qua, spettacolare raduno. Gustatevi tutti questi mezzi, questa carrellata di mezzi che il Marvin vi fa vedere. Guardate, piccolo raduno, abbiamo qua appunto la schiera dei Fiat 616, ammirate, gustate, spettacolare raduno, piccolo raduno, qua. Con poco si è contenti, guardate qua, non servono questi mezzi super eclatanti, mezzi così semplici. Guardate qua, Fiat 616. Mezzi che piacciono al Marvin. Guardate qua, carissimi amici, sono tutti i mezzi che c'erano al raduno che ha organizzato Stefano Bertasson. Veramente il Veneto, insomma, può offrire spunti di ricchezza per questi raduni d'epoca. Guardate qua, carissimi amici, carrellata. Gustiamoci questi mezzi, guardate, raduno, Marvin c'è, con l'amico Filippo, Andrea, Ghezzi, Vittorio Sandrini e tutti quanti. Guardate qua, carissimi amici, ditemi voi se non è stato uno splendido raduno. Guardate qua, mezzi esposti, gustateveli, davvero spettacolari. Andiamo piano qua, vedete qua, Fiat 615, la serie, bellissimo. Ed eccoci qua. Lupetto, non manca mai. Fiat 625. Guardate. La spettacolare scala del 682, guardate, la faccio vedere. Ditemi voi se non è spettacolo. Guardate l'autoscala. Mi abbasso. Guardate. Impressionante per un 682, spettacolo che ha restaurato questo camion. E andate avanti, vieni qua Filippo, dai, dammi te un commento su questo raduno. Stavo appunto illustrando, insomma, un piccolo raduno così, guarda quanti mezzi. Eccezionale, non c'è Roberto, non è un raduno organizzato da Roberto, ma guardate che mezzi. Non c'è Renato, ci sono io, c'è Andrea. È un piccolo team height esatto, diciamo del qua. Veneto. Insomma, dai, guardate qua. Io penso un Veneto stretto, un Veneto nord verso Trento. Guarda qua, guardate. Siamo sul camion di Stefano Bertasson, che io dicevo appunto l'organizzatore, il Lupo, insomma, è una pietra preziosa per questi eventi qua nel Veneto. Io dico sempre, teniamo in considerazione anche Stefano, che come dico sempre è fondamentale per questi raduni. Poi guarda qua, insomma, un bellissimo 91. Un bellissimo 91, insomma, facciamo vedere questo 91. Spettacolo, guardate qua, dico sempre spettacolo. E poi guarda qua Filippo, che te ti mancava. Il Fiat, il camion, il 666 del signor Tullio Marchiori, guardate qua, carissimi amici, spettacolare. Dopo sarebbe da illustrarli tutti quanti uno a uno. Sergio, ma è andato già a mettere i piedi sotto la tavola. Guardate qua, carissimi amici, la diretta, siamo a Pedavena, zona Feltre. Guardate qua il Marvin cosa vi fa vedere. Qui abbiamo l'82 di Scremin, 82 di Scremin, guardate qua, insomma. Se avete una macchina in panne in zona Bassano, chiamate Scremin e lui, se non ha qualche mezzo disponibile, viene con questo bellissimo 82. Io lo testimonio perché ho visto delle foto nel web di salvataggi recenti con questo Fiat 682 della famiglia Scremin. E poi guarda qua, e poi l'OM, guarda qua che pezzo forte, bellissimo, spettacolare, l'OM Orione, spettacolare, conservato, arrugginito da battaglia. Guarda là sotto, guarda il fanalino là sotto, adesso andiamo proprio. Guarda là sotto, la parabola arrugginita, il vetro rotto mancante. Adesso andiamo a fare una piccola panoramica, insomma. Di ruggine. Profumo di ruggine c'è, insomma. Guardate qua, carissimi amici. Dopo io volevo fare... Respira Claudio, respira. Respirate a pieni polmoni, insomma, come dice Renato, però è ruggine totale, però guarda, è spettacolare questo mezzo ancora marciante. Guardate qua, carissimi amici.
Poi abbiamo un bellissimo 43 di Macelleria Tonazzo. Guardate, spettacolo anche questo. Guardate, piccolo raduno così, nato così, 2 telefonate, 3 parole, guardate cosa. Pensate che il Marvin mi ha detto 15 giorni fa: guarda che Bertazzon organizza un raduno il 24, tienti libero. Il 24, tra 15 giorni, sì, vieni che è bellissimo. E io ho detto vado e guardate qua, bellissimo. Ed eccoci qua, carissimi amici, insomma, ecco. Qua c'è un 682, stanno facendo qua, c'è una signora che gli fa vedere il camion, Giorgio. Ed eccoci qua, vieni. Chi c'è qui? Chi c'è? C'è Andrea anche, C'è guardate qua. Andrea che ritorna al suo amato Scania 112. 112, eccoci qua. Ed ecco qua, per concludere, vieni qua. Filippo, per concludere abbiamo qua il 642 di Vittorio Sandrini, insomma, dai. Sempre un bel camion, ecco. Ed eccoci qua, chiudiamo qua col Berna di Bruno. Co-organizzatore, si può dire co-organizzatore. Insomma, esatto, perché Bertazzon, lui ha recuperato tantissimi, insomma, esatto, camionisti oggi. Ed eccoci qua, vi saluto da Pedavena, insomma Filippo andiamo a mangiare adesso. Sì, un bel boccone, un bel piatto pedavena e una bella birra centenario e si conclude così la giornata. Un saluto qua agli amici dell'Aite chiaramente. Ciao a tutti! Ciao Roberto!